Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi iniziamo un ciclo nuovo di interviste ed abbiamo un ospite, diciamo che apre le danze, Manuela Congiu. Buongiorno Manuela. Buongiorno. Grazie Adele. per essere venuta e per dedicarci un po' del tuo tempo. Manuela sarà una delle protagoniste, una delle docenti che darà vita a questo progetto nuovo che sperimenteremo da giugno a Campo Tagore in Sardegna, in Ogliastra. Questo progetto prevede degli intensivi di una settimana, uno dal 19 al 25 giugno, un altro nella prima settimana di settembre, in cui grazie alla coordinazione del professor Fabio Parascandolo, che è un geografo dell'Università di Cagliari, sperimenteremo una sorta di vacanza studio con gli studenti che decideranno di raggiungerci per mettere i semi, diciamo, di come dovrebbe essere l'università nel mondo che verrà. Ecco, quindi un vivere insieme, un vivere comunitario nella natura, eccetera, eccetera. Ma adesso diamo lo spazio alla nostra ospite. Manuela, parlando con te ho sentito delle cose veramente straordinarie. Tu sei una naturologa e un'artista. Da dove proviene? Che background hai? Come nasce, insomma, tutto questo tuo campo di ricerca? Dunque, nasce col fatto che, dicendo probabilmente una delle basi sulla almeno naturologia è il fatto che discendo da dei guaritori tradizionali sardi, dalla parte della famiglia di Oristano. E poi il piacere e il fascino dei colori mi hanno portato all'arte. Ho studiato arte a Oristano all'Istituto d'Arte e col fatto che i colori, c'è la cromoterapia, insomma, io dico sempre i colori mi hanno un po' salvato la vita. Infatti Sì. vesto, cioè ora vabbè, il caso è nero, ma ho una gonna super sgargiante. L'allegria, il colore porta l'allegria nella E vita. anche quel meraviglioso quadro che hai dietro di te l'hai fatto te, giusto? Sì, sarebbe un autoritratto, infatti è È pieno di molto, colori. molto bello, molto bello. Tra l'altro, guarda, ti dico che anche noi nella nuova pedagogia, nei nostri percorsi, abbiamo, diciamo, facciamo vari laboratori di arte, proprio perché nella nuova pedagogia l'arte è, diciamo, in cima alla gerarchia delle materie. Certo, va a incontrare, attraverso l'arte si può vivere le altre materie in maniera parecchio trasversale. Io l'ho usata molto nell'homeschooling con i miei figli. Brava, molto Arte bene. intesa anche come arte culinaria, arte pittorica, grafica, cioè vivere la vita in maniera artistica, Sì, sì, godendosela. sì, sì, sì. Infatti è proprio una filosofia, la nuova pedagogia è una filosofia di vita che appunto vorrebbe fare della vita di chi la persegue un'opera d'arte, perché noi quello dovremmo essere, tutti Sì, capolavori artistici. sì. Comunque, parlaci un pochino di questo esperimento che invece farai a Campo Tagore nella settimana che ti vede protagonista insieme agli altri docenti. Va bene, assolutamente. Nel mio campo di naturopatia lavoro molto spesso attraverso lo sciamanesimo tradizionale New Age. Ho la passione della maschera e del mascherarsi e mi sono innamorata per quel poco che ancora so di Maria Lai. E credo profondamente nell'identità personale e quindi ho messo insieme tutte queste cose e ne ho tirato fuori un laboratorio artistico. Che bello. Sì, che va alla ricerca di un'identità antica, oserei dire del prima della nascita, e poi da lì si va a lavorare, si va a cercare, e ognuno poi tirerà fuori un lavoro artistico su se stesso e su se stessa. È Grafico, meraviglioso, sì, è è scritto. veramente Credo di sì. meraviglioso. Mm. Credo di sì. A me è piaciuto molto, l'ho fatto con i miei figli quando eravamo in homeschooling e a loro è piaciuto un sacco.
Bene, io tu lo sai che ne abbiamo parlato, Maria Lai è una delle neopedagogiste sarde che insegno nei miei percorsi, quest'estate farò proprio un corso su di lei ed è anche uno dei motivi, Maria Lai, della mia venuta proprio in Ogliastra. Quando ho visitato il suo museo Aulassi, ho detto che se dovevo scegliere un posto dove vivere doveva essere da quelle parti e infatti alla fine mi sono trasferita in Ogliastra anche per stare vicino a questa straordinaria artista che non c'è più fisicamente, ma il cui riverbero artistico è ancora molto molto potente. Va bene, e invece per quello che riguarda i progetti che stai perseguendo adesso, hai detto che non fai più homeschooling con i tuoi figli perché sono diventati grandi? Ancora non sono tanto grandi e c'è la mezza idea di continuare, di ricominciare, perché comunque per ora diciamo che l'età è quella delle scuole medie, credo che cercherò di strutturare, cioè qualcosa va strutturato un po' in maniera un po' più ampia che non Mhm. con le elementari. E poi, insomma, quindi questo è già un mezzo progetto che mi stai facendo Cavolo. raccontare. Cavolo. Poi devo dire che il matrimonio tra la naturologia e l'arte eh, sfocia in questa cosa che io chiamo l'arte vibrazionale, dove metto Sì. insieme, in poche parole, cerco di coordinare tutto, la figura, il colore. Nell'acqua ci metto l'acqua con cui diluisco il colore, sono acque vibrazionali fatte con i cristalli e le pietre, e poi do un odore anche al quadro, Wow, perché sono, sensi proprio a 360 gradi. sì, sono affascinata dalla sinestesia. Mi ha Ah, aiutato molto durante un periodo difficile della mia vita, con una lesione cerebrale, e l'uso della sinestesia è stato veramente, così posso dirlo, con questo gesto. È veramente, stata meravigliosa e quindi mi piace trasmetterla molto tantissimo. bene. Quindi quadri che parlano attraverso le linee e i colori, sia al cognitivo, cioè, ma anche all'inconscio, che poi magari attraverso gli odori, che quelli è un po' difficile mantenerli, però lo stesso mettono in moto delle informazioni. E poi la parte con i cristalli e le pietre che manda un'informazione proprio a livello di vibrazione quando ci si avvicina al quadro, insomma. Mi hai fatto venire in mente che alcuni anni fa sono stata a una meravigliosa mostra di un autore giapponese. E la prima cosa che mi ha colpito di questa mostra è che entravi nella stanza e venivi proprio raggiunta da un fortissimo odore, perché lui aveva costruito con cera d'api un percorso, Mm. un percorso e tu praticamente viaggiavi vedendo queste opere straordinarie, insomma, che aveva fatto, immersa nell'odore del miele, nell'odore, guarda, devo dire che non mi è mai capitata più un'esperienza visiva, tattile, perché potevamo anche toccare questa parete Mm. fatta di cera d'api, ma anche l'odore, quindi era una sensazione, diciamo, che stimolava tutti i sensi, veramente molto molto potente, molto molto bella. Bello, Davvero. bellissima. Te lo suggerisco per qualche altro progetto che avrai nel futuro, visto che vuoi lavorare anche, oltre che sul colore e le energie vibrazionali, anche sull'odore. Mm. Va bene, Sì. allora io ti ringrazio tantissimo per aver un po' rotto, diciamo, varato questa nave che sta per partire a giugno a Campo Tagore, in Ogliastra, dove praticamente faremo questo esperimento di università ma divergente, aperta a tutti, dove non c'è bisogno di avere titoli di studio come alla nostra libera università di nuova pedagogia già si fa. Noi non crediamo nei titoli di studio perché crediamo che l'ampliamento della coscienza non è misurabile. E allora da noi sono ammessi tutti, anche chi non ha questi famosi titoli di studio, perché anche noi non li diamo. Perché che cosa si può misurare? Cioè, non crediamo in queste misurazioni
dell'era dei pesci. Siamo già con un piede nell'era dell'acquario, dove non serviranno più i pezzi di carta, ma le persone verranno valutate per il loro valore intrinseco, ok? Assolutamente, e per me è un onore essere stata chiamata in questo cammino con voi. Grazie, anche per me, veramente non vedo l'ora che verrà giugno, che per stare un po' tutti insieme su questa magica terra che è la Sardegna. Ti ringrazio, io ringrazio anche i nostri follower e ci vediamo alla prossima intervista. Bist du mir nun ganz gegeben? Nun so sei mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen.